Assessore, sappiamo che ha una grande carenza di fondi nel suo comune e per questo motivo ha deciso di scrivere direttamente all'Unione Europea. Senz'altro. E sì, ci rispondono sempre che i fondi ci sono. Noi abbiamo scavato tutto intorno il mucinipio, a essere tanto fondi e non abbiamo cattato niente, ragazzi. Credo che i fondi non intendano. Vabbè, lasci stare, prepari. Lega il discorso. Infatti io ho caro Ursula von der Leyen, se mi stai ascoltando, ascolti questo discorso. Allora, vado senza segugio a leggere. Senza indugio. Carissime persone della UE, o come che dicono a Napoli, UE. No, guardi, le garantisco che non è così. Non è così. No. Sono Ciano Contini e scrivo per protestare contro i continui tagli che sudiamo come amministrazione. Subiamo. Come che disse Gandhi, io lo so che non sono solo anche quando sono solo. No, credo che fosse Giovanotti, non Gandhi, questa cosa. Ma non so che età aveva, però l'ha detto. Dubbio. Per questo vi interpello a voi della UE. Siamo in una situazione grammatica. No, guardi, grammatica qui non c'è proprio nulla in tutto questo foglio. Tagli dappertutto, tagli alla scuola. Abbiamo perfino venduto il scuolabus e abbiamo fatto il pedibus. Quando che i putelli vanno a scuola a piedi. No? Certo, non è un mezzo di trasporto, è una modalità. Diciamo che il problema è che alcuni putelli fanno 4 km per arrivare a scuola e entra a terza ora ho capito, tutti suati col zaino. Forse non era da vendere lo scuolabus. Tagli anche ai carabinieri. Abbiamo spento la fiamma sul cappello per sparagnare. No, ma cosa dice? Bisogna sparagnare un poco da gas. Ma non così, non è così. E soprattutto tagli alla cultura. Patrizio. La cultura. Questo è garantito, guardi, con lei insomma di cultura ce n'è anche poca da tagliare. Troppo buono. Patrizio, il nostro bibliotecario, non corrompa libri da 4 anni per la biblioteca. Caspita, brutto. Esso si reca nelle biblioteche vicine, prende i libri in prestito. O ghicciava cambiando il codice. Sì, certo. E fa fotocopie in bianco e nero fronte e retro per la nostra biblioteca. Ma non si può fotocopiare un libro. Potrebbe anche prenderli e non più restituirli. È una possibilità. Ma è una possibilità da denuncia anche questa, non si fa. Per fortuna, grazie al laboratorio, impara a impitturare dentro i bordi tenuto da stesso Patrizio. Questo è il titolo, impara a impitturare dentro i bordi. I putei dell'asilo colorano i libri fotocopiati così al manco sembrano veri, capito? C'è un senso, ma non so quale. Pertanto voglio fare un cappello. Uè, pagate i soldi! Ma che pagate i soldi! Anche col gesto, assessore! Pagate i soldi! Noi i fondi non li cattiamo, dateceli voi. Ecco l'IBAN del comune, i teaser. quello glielo possiamo scrivere sotto. Lo mettiamo che fa impressione. Sì. Evviva pertanto la cultura, evviva la UE e come si dice a Bruxelles, che cavoletto aspettate? Pagate i soldi! Pagate i soldi! UE! Everybody moving.